sente? Sì, sì, sì. Buonasera a tutti, ringrazio di avermi citato. Di fatto io comunque vado nel territorio in molti comuni invitato per spiegare la mia esperienza di un ragioniere, non sono un esperto, esperienza di un sindaco che dopo qualche giorno nel suo mandato si è trovato ad affrontare la questione degli impianti. Studiando tutto quello che è già stato detto in premessa, ho capito che dovevo fare qualcosa. E quel qualcosa è stato poi per me determinante, mi ha fatto diventare qualcosa che prima non ero. Sono diventato il sindaco d'Italia nel 2014 contro praticamente la speculazione del territorio. Un'emozione incredibile perché non era preventivato, non avevo investito in questo nella mia vita. Ma è stato importante, è stato bellissimo sapere che quello che avevo fatto aveva creato dubbi di amministratori, di persone che hanno iniziato a chiedersi ma perché stavo bloccando gli impianti? Per quale motivo? Perché gli impianti non sono salvi per il territorio, perché comunque creano delle complessità, ma in primis perché comunque da lì nasce la grande speculazione. I nostri soldi, delle nostre bollette si accumulano, i semuccia del demonio si accumulano in speculazione, prevalentemente speculazione finanziaria. Come ha fatto a fermare le centrali? Tutti mi domandano, ma come hai fatto? Molti sindaci mi chiedono, amministratori mi chiamano, mi mostrano quello che hanno fatto e io gli dico bravi, avete fatto tutto quello che ho fatto anch'io. E come mai noi non li abbiamo fermate? Perché è una questione di atteggiamento. E che cosa vuol dire? Io quando vado in conferenza dei servizi della regione Veneto, vado dai tecnici, vado in conferenza dei servizi direttamente e dico voi non farete mai a carcere una centrale perché da noi vige la filosofia della democrazia diretta. Che cosa significa? Io quando ho una questione importante, importantissima per il territorio, che io ritengo importante per il territorio, pur avendo un mandato per poter decidere in propria autonomia, in mia autonomia con il Consiglio, ma anche direttamente spesso, per le competenze che lo Stato mi dà come sindaco, io chiedo comunque ai cittadini che cosa ne pensano. E ogni qualvolta io invito i cittadini per questioni importanti, loro vengono in conferenza, vengono in molti e poi diventano loro a sua volta ambasciatori, nel senso che poi spiegano agli altri che non sono venuti alle riunioni. Vengono e io gli chiedo, voi siete favorevoli al fatto che venga costruita nel vostro territorio, nel nostro territorio, una centrale, della quale non avrete nessun vantaggio economico, nessun vantaggio nel suo termine, e avranno solo vantaggio una o due persone? Siete favorevoli? E io chiedo, e io glielo chiedo questa sera, voi siete favorevoli? Anche per capire, poi vi spiego perché. Voi siete favorevoli al fatto che vengano costruite queste centrali nel vostro territorio? No. Alzate la mano, no. Perfetto. Quando io faccio queste riunioni, alzo la mano così e dico, ok, voi mi avete dato il mandato, questa è democrazia diretta, voi avete deciso che nel nostro territorio non si fa la centrale. E io ne ho bloccate 7. Alcuni casi, non ne abbiamo una, non ne abbiamo neanche una. E non ho bloccato solo queste centrali qua, ma oggi se io tentassi di capire quante centrali ho fermato, non lo so neanche, perché comunque il mio apporto che ho dato in altri territori è stato determinante, sotto l'aspetto concettuale, sotto l'aspetto filosofico, perché molte centrali riescono a ottenere l'autorizzazione prevalentemente perché gli amministratori sottovalutano la propria competenza, la propria possibilità, il proprio potere e si limitano semplicemente a accettare quello che viene propinato dall'alto. Cicerone diceva 2000 anni fa che le troppe norme, le troppe leggi praticamente creavano una corruzione. Noi pensiamo oggi che perché una cosa arriva dall'alto, dallo Stato ad esempio, pensiamo che sia corretta. Dobbiamo metterci del nostro e dobbiamo interpretare.
e capire anche che bisogna ragionare in modo diverso. Cioè, se io sono contrario a una cosa, indipendentemente che sia che arrivi dallo Stato piuttosto che dalla regione, piuttosto che io applico la democrazia diretta e dico: vai caro Stato, io ti voglio anche bene, tu per carità sei là, però nel nostro territorio, siccome io ho potere e l'ho dimostrato, molto più potere di qualsiasi deputato, mi dispiace per il collega, però abbiamo visto che alla fine purtroppo l'hanno riescono a fare più di tanto, ma sono governati anche a sua volta anche loro dai poteri più forti. Io ho dimostrato che in un piccolo comune, e quando mi dissero: ma lei sindaco, ma lei in un comune così piccolo, un sindaco così piccolo anche in statura, non può fare nulla. Io ho dimostrato che non solo ho cambiato l'idea insomma che c'era, ma ho dimostrato che si possono formare le centrali semplicemente applicando il potere che abbiamo. Quindi ci sono dei sindaci che pensano che non si possa fare, non si debba fare semplicemente nulla di diverso da quello che la norma dice, e ci sono dei sindaci invece, o degli amministratori, non bisogna che ci vergogniamo, anzi si devono vergognare loro, che magari sono commissione, sono anche coinvolti da aspetti che purtroppo ci sono economici. Quindi la progettazione di impianti di 5-6 milioni di euro piuttosto che gli interessi che si sviluppano nel tempo, ovvio che creano degli interessi di centinaia di milioni di euro. Questo non è così semplice come vi ho raccontato io questa sera, perché ovviamente quando ci si mette contro i poteri forti ci si prendono delle responsabilità. Voi, adesso io concludo, ma anche faccio veloce, no? Perché non voglio togliere spazio. Voi mi state chiedendo: ma noi che cosa possiamo fare? Voi potete fare molto, no? Potete fare molto, moltissimo potete fare. Dovete condividere quello che avete sentito questa sera con i nostri amici civici, i nostri familiari, e dovete stimolare le scelte perché siano finalizzate alla vostra salute e alla vostra comunque tutela. Mi sembra una cosa strana forse, non so adesso come siete riguardi. Io questa sera, vi dico la verità, e ve lo dico con sincerità e con grande rispetto, pensavo ci fossero molte più persone arrivando in un paese bello, bellissimo e anche grande rispetto ai piccoli comuni della Bassa Padovana. Ma non è importante, dà molto più valore alla vostra presenza, perché voi avete un ruolo ancora più importante, perché dovrete divulgare quello che avete sentito stasera, e faccio i complimenti perché è una bella riunione, interessante, creata bene anche nelle informazioni. Io vi ringrazio, grazie.